le orecchie stanno meglio adesso, le orecchie. Non c'è più la clac. Dio, buono. Mi dai tu? Ok. Io sono pronto, eh. Gentili sportivi, telespettatori appassionati di futsal, nuovamente ben ritrovati, una buona giornata. Siamo entrati nel pomeriggio dopo aver sdoganato i due quarti di finali riservati alle categorie Under 15 e Under 17, che hanno visto il trionfo della regione Veneto, della rappresentativa Veneto, sia con la formazione Under 15 che con la formazione Under 17, che hanno avuto la meglio rispettivamente sulla Sicilia e sulla Calabria. Ora terzo incontro della giornata qui al Palasport, al Palazzo dello Sport di Bellari, Egea Marina, da dove vi parliamo. Alle 15 prenderà vita, sono già in campo, almeno vediamo la formazione granata del Veneto alla sinistra, diciamo, della nostra postazione. Siamo in attesa dell'ingresso della squadra che sta arrivando in questo momento della Lombardia, in completa divisa verde, pantaloncino un pochino più scuro rispetto alla maglia, ed è un bel confronto anche questo, perché il Veneto, diciamo subito, che cercherà di centrare il bersaglio di 3 squadre in semifinale su 3. D'altra parte il Veneto femminile è, diciamo, anche fra l'altro la campionessa in carica, perché ha vinto l'edizione 2024 del torneo delle regioni. E comunque, ripeto, su 3 squadre portate ai quarti di finale, il Veneto finora ne ha già qualificate per le semifinali di domani 2 e cerca appunto la terza qualificazione, che sarebbe prestigiosa. Si troverà comunque di fronte una Lombardia, pardon, sicuramente non rimissiva. Velocissimamente, prima dell'ingresso in campo, diciamo che il Veneto ha dominato il proprio girone, chiudendo, era un girone da 3, chiudendo 6 punti con le 2 vittorie su Umbria e Liguria. La Lombardia è passata come, seppur a punteggio pieno, con 6 punti grazie alle vittorie su Sardegna e Basilicata, però è passata come una delle migliori seconde nel proprio girone, che invece è stato secondo, appunto, classificata al secondo posto. Bottino ingente per la Lombardia, che parte da un 13 gol fatti e 2 gol subiti. Il Veneto ne ha subiti 2, ma ne ha realizzati solamente 7. Ha trovato qualche difficoltà. Mi ricordo che in una delle partite inaugurali di venerdì 25 il Veneto, era la prima partita, ha vinto, fra virgolette, per modo di dire, solo 2-0 contro la Liguria, e poi nel secondo match invece ha avuto la meglio sull'Umbria per 5-2. Ecco intanto l'ingresso in campo. Passiamo anche a presentarvi gli arbitri, che sono arbitro 1 Roberto Majorana della sezione di Faenza, il secondo arbitro è Antonio Abramo della sezione di Bologna, terzo arbitro cronometrista il signor Luca Giurintano, sempre della sezione di Bologna. Scambio di cortesia al centro del campo. Ora verranno effettuati i sorteggi. Ricordiamo anche, per dovere di cronaca, che in contemporanea, sempre alla stessa ora, a Cesena al Carisport si prenderà il via alle 15 Puglia Emilia Romagna. Al palazzetto invece di Russi si affronteranno Abruzzo e Toscana, mentre in quello di Rimini, qui a pochi chilometri, al Flaminio di Rimini, Lazio e Calabria. Quindi, come ho avuto modo di dire anche nelle precedenti 2 telecroniche dell'Under 15 e dell'Under 17, adesso siamo veramente, non dico all'epilogo, ma verso l'epilogo, e naturalmente eliminazione diretta se perdurasse la parità al termine dei tempi regolamentari. Ricordiamo 20 minuti effettivi anche per la categoria femminile. Solo la categoria Under 15 ha usufruito di un sconto, diciamo, con 2 tempi da 15 minuti effettivi. Invece le altre 2 categorie, Under 17 e Under 19 e la femminile, si misureranno sui 2 tempi
da 20 minuti effettivi. Stavo dicendo che se al termine delle 2 frazioni di gioco dovesse perdurare il risultato di parità, si andrà direttamente ai tiri di rigore. Tiri di rigore, e ne prendo occasione anche per presentarvi le squadre, poi vedremo con quali quintetti scenderanno in campo. Il Veneto col numero 1 Manani, poi Becchiri col 2, Boschetto col 3, Romito col 4, Ghirardini 5, Pauletto 6, Frascione 7, Piccirillo 8, Catania col 9, Masiero col 10, 11 Pandolfo e 12 Ginocchio. Vediamo in porta chi scende, poi vedremo tra un attimo, mentre invece alla destra, appunto in divisa, completa divisa verde, con l'1 Bendotti, la Lombardia, poi Acquista Pace col numero 2, poi 3 Alunni, 4 Bertolini, 5 Confalonieri, 6 Copes, 7 Giardina, 8 Lanfranconi, 9 Pifferi, 10 Testa, 11 Tresca, 12 Sanguier. Vediamo, mi sembra che nella Lombardia sia tra i pali Elisa Bendotti, classe 2000. Ricordiamo che per la categoria femminile non ci sono limiti di età come nelle altre categorie e viceversa, e ripeto, stiamo proprio alle battute iniziali. Maglia granata, maglia e pantaloncini granati per la formazione del Veneto alla sinistra. Intanto c'è già una occasione da una posizione veramente molto molto difficile, ne è scaturito un tiro dalla sinistra che ha toccato, colpito, anche se proprio di sfioro, il palo, il montante di sinistra. Attenzione, ancora Lombardia in avanti, è costretta Gianni Becchiri a mandare la palla in fallo laterale per evitare guai maggiori. Battuta intanto da parte del capitano della Lombardia, numero 5 Confalonieri, Laura Confalonieri, ha guadagnato un corner. Battuta ancora bella questa combinazione che porta al tiro proprio la capitana, poi spazza via lontano la palla il Veneto proprio per evitare guai maggiori. Una bella punizione, una bella combinazione a 3 che ha portato al tiro. Vediamo un pochettino in campo, c'è anche il numero 7, il numero 6 intanto prova ad azionare il tiro. Il Veneto cerca di andare via sulla fascia Elisabetta Copes, però si allunga troppo la palla, praticamente quasi completato, ci manca ancora una pedina. Vediamo in campo il 5, 6 e 7, poi mi manca solo la giocatrice qui che ha la numero 8 qui sotto la nostra postazione con il ruolo di laterale sinistro. Vediamo intanto se riusciamo a identificare anche il quintetto base che l'allenatore Diego Visentina ha messo in campo. Abbiamo il numero 9, poi abbiamo il numero 5, poi la numero 3 qui sotto di noi, Asia Boschetto. Ancora non si intendono con Becchiri, quindi diciamo quintetti completati. Prova in verticale ma chiude bene Becchiri, poi regala il pallone alla Lombardia, ne è in possesso, non si capiscono le due bene, poi ancora la palla intermessa Copes, ancora possesso palla della Lombardia, di prima intenzione centralmente, riparte ma è coperta bene la difesa. Attenzione dalla sinistra, viene questo pallone, è a terra il portiere della Lombardia ma riesce comunque a rilanciare in avanti. Vediamo ancora Veneto in avanti, palleggio, poi ritorna sul numero 9 in fase di ripiegamento Alessia Catania, prova ad andarsene sul settore offensivo numero 2 Becchiri che chiama uno schema. Ora attenzione, c'è il 2 ma l'arbitro dice che la rimessa laterale sarà
a favore della Lombardia, già battuto. Si aiuta un po' con le mani, Elisabetta Copes, calcio di punizione a favore del Veneto. Aggiusta bene la posizione del punto di battuta il direttore di gara, posto sul lato opposto. Attenzione, intanto la numero 5 molto brava, riesce ad effettuare un tiro cross, però non c'è neppure deviazione. Questa Camilla Ghirardini l'abbiamo già notata, ripeto, abbiamo visto il primo tempo e una buona parte del secondo tempo fermi sullo 0-0 nella partita inaugurale venerdì 25 a pomeriggio al palazzetto di Bertinoro. Poi nella seconda parte del secondo tempo la squadra veneta è riuscita a sbloccare il risultato e ad aggiudicarsi la partita di debutto contro la Liguria per 2-0. Vedremo, come dicevamo in apertura, se anche con la formazione femminile la Regione Veneto riuscirà, il Comitato regionale del Veneto riuscirà a centrare 3 qualificazioni su 3. Sicuramente chi magari mi starà seguendo di fede veneta potrà pensare che sto tirando un po' di iella addosso alle giocatrici del Veneto, ma comunque 2 formazioni comunque grosso modo che si equivalgono, ripeto, percorso più agevolato nelle fasi di qualificazioni per il Veneto, che ha vinto 2 partite su 2, anche la Lombardia si è difesa bene passando in turno come miglior seconda, ma anche per la formazione lombarda 2 vittorie su 2 contro, ripeto, Sardegna e Basilicata, 2 regioni che purtroppo hanno abbandonato. No, la Sardegna ha ancora una formazione in ballo, mentre invece la Basilicata ha già abbandonato il torneo delle regioni con tutte le formazioni presenti. In tutto erano 72, pensate un po', 72 le formazioni in rappresentanza di tutte e 20 le regioni d'Italia, per un ammontare approssimativamente tra giocatrici, staff tecnici, dirigenziali, eccetera eccetera, arbitri compresi, di quasi 1500 persone. Un po' frettolosa la battuta di Boschetto, che mette la palla direttamente in fallo laterale, riparte con la palla al piede lungo linea, attenzione, cerca di superare il portiere della formazione veneta, che è Ginocchio. Nicola, siamo riusciti a scorgere quando si è girata il numero 12 sulla maglia, e quindi difende la porta del Veneto il numero 12 Nicole Ginocchio e non numero 1 Greta Manani. Palla in avanti dove però non c'è nessuno, prova il lancio lungo con le braccia direttamente, ma riparte il Veneto, difesa lombarda chiusa, un 2 contro 4 poco edificante. Attenzione, però pasticcia un po' la difesa lombarda, non riesce ad allontanare la palla, ne nasce un altro fallo laterale a favore del Veneto, quando siamo già vicini al primo quarto di tempo, diciamo suddividendo i 20 minuti effettivi in 4 piccole frazioni da 5 minuti, siamo a meno 15, esattamente meno 14,51 per esattezza, quindi abbiamo già passato il quinto minuto di gioco. Vediamo manovra un po' arzigogolata, cade Boschetto ma non c'è fallo, riparte la Lombardia in maniera veramente buona. La posizione sulla quale si è trovata sul passaggio, mentre c'è una giocatrice, si tratta di Asia Boschetto, dicevo, la conclusione del numero 9 lombardo, che è entrato nel frattempo Michela Pifferi, ben lanciata a rete, aveva un po' di spazio, è riuscita a preparare, a confezionare un buon tiro, troppo largo, si è spento esterno sul palo lontano alla destra della porta difesa da Ginocchio.
problemi forse un po' più seri di quello che si poteva pensare per Asia Boschetto, che rimane dolorante a terra, però sembra abbia ricevuto un colpo, probabilmente verrà sostituita. Speriamo non si tratti di nulla di grave, speriamo di vederla di nuovo. Si alza comunque, anche se accompagnata dai sanitari della formazione veneta, insomma si alza, come si dice, con le proprie gambe, quindi speriamo di rivederla. Al suo posto entra Alessia Catania col numero 9, poi ha fatto anche l'ingresso in campo. Attenzione, ancora serie di rimpalli che favoriscono il Veneto, però poi si allunga la palla. Dicevo, al posto dell'infortunata è entrata Anna Pandolfo col numero 11. C'è un contrasto rude, l'arbitro fischia, anche se con un pizzico di ritardo. Comunque il fallo ci sta tutto, calcio di punizione per la Lombardia. Ora l'arbitro dovrà naturalmente posizionare a debita distanza le giocatrici avversarie del Veneto. Vediamo come la Lombardia allarghi due estremità a destra e sinistra, è pronta anche eventualmente a ricevere la palla Michela Pifferi col numero 9 a fianco della capitana Laura Confalonieri. Vediamo, c'è il tiro, la ribattuta della difesa, guadagna solo un fallo laterale. Ancora la palla che viaggia nei piedi della capitana, che verticalizza immediatamente, cerca la compagna, se ne va via la Tresca, Alicia Tresca col numero 11, però si allunga troppo la palla, riparte sul settore di destra la formazione veneta, che però viene stoppata. Ancora Lombardia, estremo equilibrio, siamo entrati intanto negli ultimi, fra virgolette, 14 minuti, 13:50 al termine. Non ci sono ancora state grosse occasioni da rete né da una parte né dall'altra, ritmo non trascendentale, ma naturalmente provano a scardinare. Ora ancora c'è questa bella iniziativa, viene fermata, si lamenta un poco Michela Pifferi, però l'arbitro dice che si può proseguire. Palla al portiere che respinge, stop di petto, poi vince un duello a centrocampo, se ne va ancora, ma riconquista palla gagliardamente il Veneto, che poi non riesce a far giungere la palla in avanti. Ancora lancio lungo da un portiere all'altro. 13:24 da giocare ancora, 0-0 sempre il risultato qui tra Veneto. Ora Bella Veronica cerca di superare Elena Pauletto, subentrata con il numero 6, cerca di uscire dalla guardia della capitana numero 5, così è, pallone al centro, però viene toccato di testa dalla Lombardia. Poi attenzione, palla al centro di nessuno, in fallo laterale per il Veneto, che va alla battuta con l'opposizione ancora di Michela Pifferi in fallo laterale. Liberata, prova a caricare il tiro, prova poi ancora Pifferi, utilissima anche in fase di ripiegamento, velocissima, ed è costretta la capitano col numero 11 Anna Pandolfo a mettere in scivolata. Attenzione, dicevo, a mettere in scivolata la palla in fallo laterale, sguisciante questa numero 11 lombarda, Alicia Tresca, classe 2001, che aveva stoppato, interrotto un'azione offensiva del Veneto e poi si era involata sulla fascia destra in buona evidenza. Ora non riesce a perfezionare, prova ad andarsene via, ma ancora Tresca in ripiegamento offensivo a copertura dell'avanzata provvisoria di Laura Confalonieri. Ancora laterale, ancora lo schema in parallelo a lungolinea, ma ancora Tresca che mette il turbo, ma
troppo perché la palla corre più veloce di lei e finisce ancora una volta in fallo laterale. Ingresso ora di Sara Masiero qui in posizione laterale destra, mentre ci avviciniamo allo scavallamento della prima metà del primo tempo. È proprio Masiero che gioca questa palla, poi la palla giocata da Becchiri è oltre fallo laterale, quindi Lombardia alla battuta. Piuttosto guardingo da parte di entrambe le squadre, l'atteggiamento non è sicuramente spregiudicato e quindi ritmi non esaltanti, ma naturalmente c'è da anche comprendere la tensione, visto che si è arrivati a questo punto del torneo. Si cerca in ogni modo e maniera di centellinare le proprie forze per arrivare al prestigioso traguardo delle semifinali che verranno giocate tutte nella giornata di domani, quindi un invito spassionato a seguire alle ore 20 la trasmissione CDR Show condotta dal bravo Lorenzo Poliselli, dove verrà tracciato il quadro riepilogativo dei quarti di finale giocati oggi su 4 diversi palazzetti, visto che sono 4 le partite, i quarti di finale per ogni giro, per ogni categoria, per ogni torneo, quindi per gli under 15, under 17, 19 e femminile. Ripeto, per chi volesse poi farsi una scorpacciata completa alle 17:30, sempre qui dal palazzetto di Bellaria, una gustosissima quarto di finale. Attenzione, intanto seguiamo prova di fisicità a intercettare il pallone, lo riesce a mantenere quasi miracolosamente in campo la Elena Pauletto, poi palla che finisce nelle braccia del portiere, ancora questa volta sbaglia l'appoggio laterale Tresca, sarà rimessa laterale per il Veneto. Dicevo, per gli appassionati anche un gustoso Umbria Lombardia under 19 alle 17:30 che concluderà perlomeno qui a Bellaria. Intanto buono questo schema, già visto anche in altre circostanze, pulisce Pifferi in fallo laterale, rimane in porzione d'attacco il Veneto, forse cerca di manovrare un pochino di più, mentre la Lombardia fino a questo momento si è un po' affidata agli sprint in avanti di Tresca, soprattutto sul settore di destro, ma ancora i due portieri non sono stati seriamente impegnati. Siamo a ridosso veramente 10 minuti e 20 secondi al termine di questo primo tempo, che è ancora fermo sullo 0-0. Ripeto, squadre complessivamente che si equivalgono, anche ancora questa volta manovra bene Pifferi, ancora Michela Pifferi, scambia ancora, peccato, il pallone è uscito di qualche centimetro, non è riuscito ad addomesticarlo la numero 7 Sofia Giardina, che ha fatto il suo ingresso in campo. Rotazione, adesso abbiamo il 7, il 9, l'11 in campo con la capitana Laura Confalonieri con il numero 5 dietro. Viene bloccata l'iniziativa, ma non riesce a evitare il fallo laterale. Giardina parte da dietro, ancora palla all'indietro. Questa è sicuramente una delle giocatrici più rappresentative. Finisce in fallo laterale il suo suggerimento. Riparte ancora con Falonieri.
dicevamo di Camilla Ghirardini, centrale difensivo molto ordinata, detta un po' i tempi della squadra veneta, ma il risultato non si sblocca, quindi forse un pizzico di favori sul pronostico per la gara che stiamo seguendo dovrebbe averli il Veneto, però ripeto anche la Lombardia ha fatto un punteggio fino a questo momento, un percorso netto come si dice, con 2 vittorie su 2. Attenzione, intanto bella iniziativa, va al tiro Alessia Catania, che lambisce il palo, chiede e ottiene anche una deviazione impercettibile, quindi il Veneto va a usufruire di questo angolo. Poi il colpo di suola a servire ancora Di Masiero per servire la compagna che aveva battuto il corner. Non si intendono le due, azione che sfuma, riparte Lombardia che però ha nel frattempo già sprecato la sua ripartenza. Veneto ancora largo a 3, prova, poi si ferma, ancora si appoggia all'indietro, ancora Catania, poi ancora prova l'avanzata, attenzione, ma chiude bene Michela Pifferi in fallo laterale, arrocca bene. Sicuramente in queste partite abbiamo notato più una buona predisposizione, una buona organizzazione e predisposizione difensiva da parte delle difese, ben organizzate, ben preparate, un pochino meno magari il gioco di attacco. Naturalmente non è semplice, però è chiaro che il calcio a 5, il futsal è uno sport di ripetizione, quindi indubbiamente abbiamo, ripeto, notato la verve di Alice Tresca, abbiamo notato la padronanza, ora se ne va via dalla parte opposta Alessia Catania, ancora anche lei ben dotata fisicamente e tecnicamente. Poi naturalmente manca sempre, rischia di mancare la giocata, mette a terra in qualche modo mantenendo il controllo del pallone, poi finisce per essere urtata dall'avversaria Giulia Romita col numero 4, l'arbitro è proprio vicinissimo a dove è svolta l'azione, non ritiene di intervenire, quindi riparte Veneto ancora col palleggio prolungato tra Catania e Ghirardini. Attenzione, pallone sbagliato, mantiene il pallone nei piedi, poi c'è questo lancio lungo di Michela Pifferi, ora utilizzata come ultimo uomo, baluardo della difesa, mentre ancora prova, questa volta si sta per chiudere la triangolazione che intendeva favorire. Ora c'è l'ingresso di nuovo di Becchiri, non abbiamo ancora, mi sembra, visto il rientro in campo di Asia Borghetto col numero 3 che si è infortunata nella prima parte. Speriamo di ripoterla vedere in campo. Adesso è scesa Ghirardini, rimane come punto di riferimento ancora la numero 9, poi cerca proprio di agire, se ne va in azione personale, vince un rimpallo, poi è fuori misura il suo passaggio, come anche quello della Lombardia, fasi piuttosto un po' concitate, un po' spezzettate, pallone ancora in fallo laterale, dicevo, rimane in campo. Ecco, allora guarda, l'abbiamo chiamata e questo ci fa solo che piacere, perché rientra proprio in campo per la formazione veneta la numero 3 Asia Boschetto, che aveva ricevuto un colpo rimanendo a terra, quindi si è ampiamente ripresa. Becchiri prova al lato di destra, controlli il pallone, c'è il raddoppio di marcatura. Vedete che da un punto di vista difensivo le squadre sono, ripeto, ben preparate, ben organizzate, poi a volte magari mancano di quel pizzico di
determinazione, mentre intanto c'è il primo time out, mentre siamo già abbondantemente entrati nella seconda parte del primo tempo, perché il cronometro si ferma sul meno 6 e 16 dal termine, il risultato sempre fermo sullo 0-0. Dicevo, buona predisposizione dal punto di vista difensivo, quindi marcature piuttosto asfissianti, piuttosto ben messe. Poi magari manca quel guizzo, manca quella giocata veramente in tante circostanze da un punto di vista, diciamo, dalla cinta in su, da metà campo in su, per poter procurare guai appunto a una difesa o all'altra. Il time out mi sembra sia stato chiesto dal Riccardo Franco, tecnico della formazione Lombardia. Squadre, ripeto, ancora sullo 0-0. Questa mattina tutte e due le partite, in altri palazzetti, in altri scontri, sono stati necessari i cosiddetti tiri di rigore, a differenza dei calci di rigore che sembra un sofismo sotto certi punti di vista. Invece il calcio di rigore è in situazione di gioco regolare, quindi nei tempi regolamentari, mentre invece la roulette, o quella che viene appunto definita roulette dei calci di rigore modello calcio, viene definita nella futsal, nel calcio 5, tiri di rigore. Ecco, una differenza di nomenclatura ma importante. Prova la Lombardia con la neoentrata, il numero 8, poi dalla parte opposta prova la chiusura del triangolo, ancora sbagliando poco di misura, Michela Pifferi, che è partita in avanti e poi adesso va un po' a occupare per dare un cambio alla capitana Laura Confalonieri. Si aiuta un po' con le mani, con mestiere, mandando un po' all'aria la numero 6 Elena Pauletto. Lungolinea ancora, lascia sfilare Gianni Becchiri, facendo intervenire proprio portiere Nicole Ginocchio. E mentre stiamo entrando negli ultimi 5 minuti, ora un controllo ancora di Michela Pifferi, però si fa scivolare purtroppo la sfera oltre la linea laterale. Becchiri per Boschetto, presa in controtempo, sfumata ancora. Rientra intanto Elisabetta Copes, che era nel quintetto base della Lombardia. 0-0 quando stiamo entrando. Prova la triangolazione, gli ruba palla, brava proprio la numero 3, che poi pretende forse un po' troppo dal suo repertorio. Brava a cambiare gioco dalla parte opposta. Attenzione, pericolosità, c'è il tiro sporcato, il tiro da parte di Sofia Giardina sporcato, e quindi calcio d'angolo. La stessa Giardina va al tiro, ribattuto ancora da Boschetto, ancora Giardina sulla sinistra, a buon gioco la difesa e poi sparacchia via un po' svirgolando Ginocchio, il portiere del Veneto, regalando la rimessa ancora alla Lombardia. Lombardia che sta avendo un break favorevole, ancora chiude bene, se lascia sfilare il pallone, poi lo controlla bene, lo controlla Copes, avanti ancora, avanza ancora Giardina, pericolosa, aspetta il posizionamento della compagna, bello il passaggio, riesce a controllare stranamente, insolitamente col piede sinistro, evitando che la palla oltrepassasse la linea di fondo. Riesce comunque a mettere, ripeto, col piede sinistro la palla al centro, ma chiude bene la difesa del Veneto. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, 4:10 al termine. Non si intendono il lungolinea di Lanfranconi, va sul fondo, chiesto time out questa volta da Diego Visentini, il tecnico, l'allenatore della formazione veneta. 0-0 il risultato, 4:05 il cronometro è fermo ancora per questo primo tempo, mentre qui sotto la nostra postazione naturalmente ne approfitta anche Franco Riccardo, Franco di cognome, Riccardo di nome,
per dare appunto disposizione alle proprie ragazze. Partita equilibrata, fondamentalmente non un ritmo esageratamente sostenuto, ovviamente anche per centellinare un po' le forze, perché abbiamo visto già alcune ragazze sia della Lombardia che del Veneto chiamare il cambio. Questo è anche un bel segnale sotto certi punti di vista, perché generalmente nessun giocatore vorrebbe mai uscire, mentre invece le indicazioni degli allenatori, chiunque esso sia, è sempre quello di dare il massimo quando si è in campo e poi eventualmente chiamare un cambio in più, che non è mai disonorevole, perché vuol dire che in quei 3, 4, 5 minuti, poi col tempo effettivo magari si rimane in campo anche di più prima del cambio. È sicuramente una cosa che penso ogni allenatore. Attenzione, intanto ruba pallone, cerca un pallonetto, poi rischiano di combinare un pasticcio Ghirardini e Boschetto. Fortunatamente però non è così, però c'era stato questo pallone sul quale si era fiondata Giardina sul settore di sinistra, ha fatto anche una cosa eccelsa sotto certi punti di vista, ma non efficace. Ancora la numero 6 che offre al centro ma non trova nessuno, e poi ancora Tresca a mettere in fallo laterale. La stessa Tresca si effettua la battuta, poi in avanti, gioco propositivo, cerca un passaggio sotto misura ma sbaglia Copes, prova ancora a lanciare alto il pallone di Boschetto, che chiede il cambio. Ritorna in campo Anna Pandolfo con l'11. Non si sblocca la situazione, siamo sempre sul 0-0. Prova la verticalizzazione in avanti mentre siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco. 0-0 il risultato tra Veneto e Lombardia. È stato prima un guizzo della Lombardia, ma dobbiamo registrare, ahimè purtroppo, poche conclusioni, poche palle gol né da una parte né dall'altra. Questo a sinonimo di grande equilibrio tra le due formazioni, che vorranno ribattere colpo su colpo per cercare di conquistare. Ripeto, il Veneto ha un motivo in più, essendo la squadra, chiamiamo, campione in carica dall'edizione dello scorso anno. La Lombardia per affacciarsi alla ribalta in maniera importante. Ora c'è Laura Confalonieri, mestierante, che va a rimpallare la sfera sulle gambe di una avversaria, guadagnando un altro fallo laterale. Tenta un lob a scavalcare la numero 6 Elisabetta Copes. Si riprende con il fallo laterale Anna Pandolfo, all'indietro per Becchiri in avanti, c'è un controllo discreto, buono anzi direi, poi si gira, la numero 8 cerca di guadagnare il fondo, così è. Fallo laterale, vediamo se fallo laterale o angolo. Mi sembra, dall'atteggiamento anche difensivo, c'è un velo. Attenzione, la palla rimbalza sul viso e il tiro chiede il fuori area del portiere, ma francamente mi sembrava fosse in aria l'intervento, ma invocano il VAR qua i tifosi della Lombardia. Io francamente mi è sembrato di averla vista dentro l'area, proprio al limite, ma ancora dentro l'area. Il rilancio con le mani va direttamente in fallo laterale, quindi c'è questa ombra di giallo su questo rilancio pronto da parte della Lombardia, che tentava un po' di beffare il portiere, che si era portata al limite dell'area, ma non mi è sembrato fosse oltre la riga rossa di delimitazione dell'area di rigore. Intanto siamo entrati negli ultimi 2 minuti, 1 minuto e 39.
portiere lombardo che rilancia in avanti, poi c'è un'azione di disturbo, sarà calcio di punizione a favore della Lombardia su questo tentativo da parte di Elisa Bendotti, portiere lombardo, fallo commesso ai danni della formazione in divisa verde. Siamo molto lontani dalla porta, ci sono la Lanfranchi e la Confalonieri sul pallone. Lanfranchi si allontana, Confalonieri va al tiro, ancora ribattuto dalla attenta, attenzione, superiorità numerica, colpo di tacco intelligente da parte di Elisabetta Coppes, però non compreso, non capito dalla compagna di squadra, quindi un'azione che poteva essere interessante in leggera supremazia territoriale e anche numerica. La Lombardia non ne ha saputo approfittare. Lancio lungo ancora a seguire, ma che si perde il fallo laterale. Aggredisce alto il Veneto, attenzione, prova a far pervenire il pallone, si lotta accanitamente, attenzione, dalla parte ancora la capitano Anna Pandolfi alla conclusione, chiusa ancora in angolo, si muove molto bene al centro dell'area anche Piccirillo ed è una palla gol, con palla che schizza con una traiettoria strana, quindi forse c'è stata addirittura una doppia deviazione, ma ancora angolo a favore del Veneto che cerca di sfruttare questo finale, mentre siamo entrati proprio nell'ultimo minuto di gioco. Vediamo il calcio d'angolo all'indietro, toccato però sporcato dalla Lombardia, che spreca però la ripartenza. C'è una sorta di carica da tergo ai danni di Becchiri, ma si salva la Lombardia in fallo laterale. 48 secondi al termine, prova il Veneto di chiudere all'attacco, bello lo stop della Capitano che porta ancora in fascia il Camilla Ghirardini, però ancora contratta in chiusura. Fallo laterale, siamo veramente agli sgoccioli di questo primo tempo. La stessa Ghirardini va al tiro esterno, chiede la deviazione Anna Pandolfo, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, chiedono il pallone. 36 secondi al termine. Prova ad andarsene in combinazione con la capitana Confalonieri la Lombardia. Ora quintetto con il ritorno in campo anche di Alessia Catania, esce il portiere, però difende Anna Pandolfo la palla che poi scivola in fallo laterale. 19 secondi, lancio lungo sbagliato, poi perde il pallone, attenzione, fortunatamente c'è l'intervento di Laura Confalonieri che fa rimpalare la sfera. Mancano 10 secondi, prova con il lancio lungo il portiere dalla parte opposta, cicca un po' il pallone Becchiri, mancano 4 secondi al termine. Vediamo se con una battuta fulminea la Lombardia saprà sfruttare questi 4 secondi. 1, 2, 3 e qua, attenzione, cincischia e c'è il fischio finale, un brivido perché una stanchissima Gianni Becchiri adesso in campo, a sedere sul campo dentro l'area con un principio di crampi, quindi molto affaticata. Le squadre hanno speso sicuramente più da un punto di vista mentale che non da un punto di vista fisico, perché il ritmo non è stato elevatissimo ma neppure tanto blando, e comunque si chiude anche per la sfortunata Gianni Becchiri che è stata in campo per diversi minuti. Speriamo che si possa tranquillamente riprendere. Un breve break pubblicitario per noi, poi ci risentiamo tra 10-15 minuti.
Eccoci nuovamente a noi qui con le immagini in diretta dal Palasport, Palazzetto dello Sport di Bellari e Egea Marina, squadre che rientrano in campo. Gli arbitri hanno controllato per l'ennesima volta la regolarità delle reti alle due porte. Ora chiaramente cambio di campo e cambio anche naturalmente di panchina. Alla destra, diciamo, dei vostri teleschermi la formazione veneta in maglia amaranto bordata di celeste, alla sinistra la Lombardia in tenuta completamente verde. Si parte quindi per il secondo tempo sul perfetto risultato di parità 0-0. Le due squadre si sono grosso modo equivalse, un paio di spunti da una parte, un paio di spunti dall'altra, non grossissime palle gol. Mi sembra che la considerazione principale che ho avuto modo di esternare anche in corso di telecronaca nell'arco dei primi 20 minuti del primo tempo, attenzione perché c'è il portiere che inavvertitamente, Bendotti, stava guardando il pallone sfilare ma poi lo ha toccato con la punta del piede, quindi viene fuori questo calcio d'angolo che però la formazione veneta batte in maniera un po' precipitosa senza buon esito. Dicevo, la considerazione che mi è venuta più facile da pensare è che stiano prevalendo nettamente le difese ben organizzate, strutturate, anche con dei raddoppi di marcature che a volte rendono ancora più difficile la giocata, le giocate offensive, e invece ancora magari non abbiamo notato particolari attaccanti o comunque giocatrici funamboliche che possano con qualche magia, con qualche giocata un po' straordinaria, insomma, mettere in difficoltà. Bello questo stop, si gira bene, ancora palleggio delizioso, poi apertura sul lato sinistro per Tedesca che però ha un controllo difettoso, palla in laterale. Dicevo, ecco, quindi grazie appunto alla grande attenzione da un punto di vista difensivo che entrambe le squadre hanno. Ora si incarta, attenzione, c'è il tiro con la sinistra, poi col destro, la posizione ravvicinata da parte di Elisabetta Copes che però non trova in nessuna delle due circostanze la porta difesa da Nicole Ginocchio, ancora chiamata all'intervento. Era stata pizzicata dal pubblico per un intervento nel primo tempo al limite dell'area. Qualcuno aveva addirittura visto il portiere fuori dalla propria area di competenza, a me sembrava fosse dentro. Comunque l'arbitro è stato concorde fra virgolette con me per la posizione del portiere e quindi niente. Ora cerca di conquistare ma resiste caparbiamente, ma attenzione, perde ancora il pallone. Fase una palla giocata molto bene da Diana Piccirillo in mezzo, pensate, addirittura a tre avversari della Lombardia. Guadagna comunque un calcio d'angolo, ben schierata per uno schema che forse intende favorire, ma anche qui la palla giocata ancora verso il centro da Piccirillo ancora viene chiusa dalla capitana lombarda con Falonieri in angolo. Ancora si gira su se stessa, non trova però più la palla, si allunga la palla, poi corpo a corpo al limite del fallo si sgomitano entrambe le avversarie, sia Gianni Becchini da una parte che Elisabetta Copes dall'altra. L'arbitro non ritiene opportuno intervenire né a favore di una né a favore dell'altra, quindi si è già ripreso il gioco con la rimessa laterale, cambio di gioco, c'è un blocco eccessivo, poi ancora Alessia Catania che mette la palla in fallo laterale. Lombardia prova con un doppio passo, oh, belle, cercata ma non trovata l'avanzata della Confalonieri sul lato sinistro. Ora prova ma marca assiduamente, attenzione, c'è questo raddoppio di marcatura, poi si allunga troppo la palla Michela Pifferi, sfuma la posizione in avanti
ancora in avanti, controllo della Ghirardini, poi contatto, vediamo, nulla di che, laterale per la Lombardia. Ancora Copes chiude il triangolo, poi viene intercettata l'avanzata di Confalonieri. Confalonieri ancora pallone sui piedi, cerca e trova questa volta, ma la chiusura del triangolo è fuori misura, lascia sfilare Ghirardini la palla, ma non riesce poi a raggiungere. Ora Ghirardini, solitamente o perlomeno spesso impiegata come ultimo uomo, ultimo baluardo della difesa, ora gioca sulla tre quarti, attenzione, se ne va via molto bene Elisabetta Copes, però non si riesce a coordinare e il suo tiro di sinistro viene a stamparsi sul muro alto sopra alla porta. Dalla parte opposta prova a ripartire, ma nulla di che, lascia sfilare la sfera Ghirardini, rimessa Veneto. Già 4 minuti volati, siamo a -16. Masiero cerca la combinazione, poi ancora Lombardia, colpo di tacco che intendeva servire Confalonieri, che però non si chiude positivamente. 0-0, ancora viaggia sulla fascia di destra la capitana Anna Pandolfo, viene intercettata. Ghirardini, Pandolfo, c'è questo pallone che filtra davanti al portiere e ci deve comunque mettere una pezza, anche se era un tiro debolissimo, forse più un passaggio che però era passato tra tante gambe, rischiava di far del male. Attenzione, intanto il tiro di buona levatura da parte di Sara Masiero, c'è anche una deviazione, ancora Sara Masiero nel cuore dell'area, vediamo, pallone che attraversa tutta l'area, si spegne in fallo laterale dalla parte opposta, questo angolo battuto da Anna Pandolfo senza esito. Cerca di far filtrare il pallone troppo profondo, nulla da fare con Ginocchio, ancora la ripresa, nulla da fare, ancora Ginocchio para. È una partita sicuramente tirata, equilibrata, ovviamente, come a volte si può usare questa espressione, probabilmente se una delle due squadre riuscisse a trovare il guizzo vincente per andare in vantaggio, potrebbe essere una interpretazione della gara. Prova ad andare via, attenzione, però la Lombardia parte in contropiede, ma il Veneto è già in superiorità numerica. Ancora Confalonieri cerca di andarsene via la Tresca, ma e c'è il gol sotto misura, a sorpresa questa palla che buca la difesa veneta, perché sia Becchiri che anche la numero 4 Giulia Romito fanno passare purtroppo questa palla, purtroppo chiaramente per la formazione veneta, e si trova in vantaggio la Lombardia grazie al gol di Michela Pifferi, ma c'è subito il pareggio. Avevo gli occhi sul taccuino perché ero attento a segnare, ma c'è subito il pareggio del Veneto, quindi 1-1. Fulmineo ha fulminato anche il sottoscritto, perché ripeto ero attento. Attenzione, intanto dalla parte opposta viene chiuso con una manata, con una gomitata che non gli consente di andare avanti. Michela Pifferi, galvanizzata dalla marcatura. Ora vedremo se riusciamo a entrare
in possesso di chi ha realizzato il gol del pareggio da parte del Veneto, che è stato proprio simultaneo, mentre a meno 15:30 è arrivato il gol della Lombardia. Nello stesso minuto, proprio cambio di fronte immediatamente, c'è stato un gol nuovamente molto bello, ma che purtroppo ci siamo persi. Attenzione, intanto questo cross dall'altra parte, però giunge in ritardo Giulia Romito, che non riesce a intercettare il pallone. 1-1, quindi subito sbloccata, ma subito rimpattata ancora Michela Pifferi sul lato destro, troppo lunga la palla per lei, e le considerazioni che stavo facendo si sono rivelate banali, ma naturalmente grazie anche all'immediata reazione a questo colpo di grazia, insomma questo colpo prelibato da parte del Veneto, che subito palla al centro, all'azione successiva ha subito insaccato nella porta della Lombardia. 1 pari, colpo di tacco, poi Becchiri della Capitano chiude ancora per Boschetto però chiusa, cerca di mantenere il pallone ma lo perde in fallo laterale Michela Pifferi, quindi sarà laterale in attacco per il Veneto, con Asia Boschetto pronto alla battuta, movimento, attenzione alla Capitano, c'è una doppia deviazione, ancora corner, ancora angolo per il Veneto, partita che si è accesa immediatamente dopo l'1-2, insomma il vantaggio e il subito pareggio immediato. C'è il tiro di Anna Pandolfo che con le mani aperte viene deviato da Elisa Bendotti, ancora corner conseguente in mezzo alla porta, attraverso c'è Gianni Becchiri che rimane a terra, infortunata, anche qui un colpo diciamo di gioco, nulla di particolarmente grave, perlomeno speriamo, quindi intanto vediamo se riusciamo a risalire a chi ha realizzato il gol per il Veneto. Sì, rimane purtroppo a terra la giocatrice del Veneto, speriamo, come dice, però anche in questo caso viene aiutata dai sanitari, dovremmo avere il medico Massimiliano Ferroni, viene accompagnata, ma probabilmente una distorsione, probabilmente non riesce ad appoggiare il piede sinistro a terra. Speriamo, ripeto, che sia una contusione, non una distorsione importante. Nel frattempo sono riuscito a carpire un po' la dinamica del gol del pareggio, c'è stato un tiro della Capitana del Veneto, ancora al tiro nel frattempo su questa azione di corner, dicevo, un tiro della Capitano del Veneto, Anna Pandolfo, che ha trovato un po' anche la complicità, sembra, del portiere lombardo Elisa Bendotti, che è un po' non è riuscita a trattenere la palla, e quindi un pizzico anche di fortuna, anche se naturalmente il gol va sempre cercato. Ha un buon spunto Asia Boschetto per portarsi la palla in avanti, però ora sale il tifo da parte dei sostenitori del Veneto, mentre invece abbiamo sul fronte sinistro la formazione, credo, della Juniores Under 19 a sostenere le amiche colleghe
della propria squadra. Attenzione, 2 contro 1, allarga il gioco, prova, va sul dribbling, si porta la palla sul destro, poi viene addirittura raddoppiata, poi c'è anche l'intervento di Ghirardini di parte, ma è da sola, vediamo se saprà vincolarsi, ma poi arriva la capitana che libera tutto. 2 contro 3 in difesa, ancora Gherardini, bene per Piffari, il tiro viene parato, bella azione questa, bella azione, ben orchestrata, partita da dietro, poi è venuta fuori a testa alta con Falonieri, servendo Michela Pifferi che ha concluso bene, ma si è fatta trovare preparata Nicole Ginocchio che ha respinto. Partita, ripeto, che entra nel vivo quando siamo a meno 12:20. Ora Lombardia prova ancora a riportarsi in avanti, si allunga la palla con Falonieri, poi la controlla orizzontalmente, Copes ancora, poi Lanfranconi, ancora Lanfranconi, riesce comunque a far pervenire il pallone, attenzione, servita la capitano, Lanfranconi carica il tiro, poi cerca il triangolo, sporta la palla e colpisce, anche questa bella azione perché era riuscita a colpire, ancora azione tambureggiante della Lombardia che dovrebbe perlomeno guadagnare un angolo. L'intervento è stato fisicamente importante, un po' rude, ma prima palla, poi naturalmente nel proseguio dello slancio della gamba probabilmente Pandolfo può aver anche commesso fallo, comunque aver intercettato anche le gambe dell'avversario che rimane a terra. Comunque qualche piccolo inconveniente di percorso, gioco fermo, cronometro che ci indica che mancano 11 minuti e 40 secondi al termine. Ricordo a chi ci segue che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente, senza tempi supplementari, si procederà alla battuta dei tiri di rigore, mentre intanto abbandona temporaneamente, speriamo solo temporaneamente, il campo Sofia Giardina con il numero 7, mentre la Lombardia dovrebbe, vediamo ancora un po' di indecisione, no, difatti è corner, difatti avevo visto bene che comunque l'intervento, seppur un po' rude da parte di Pandolfo, aveva poi maturato un tocco di quest'ultima a battezzare il tiro dall'angolo. Pallone, attenzione, perso, no, non può, naturalmente non può Ghirardini passare il pallone al portiere, quindi in una bisettricia da dove è stato commessa l'ingenuità da parte di Camilla Ghirardini, si va sulla linea dell'area di rigore a battere questo calcio di punizione indiretto. Ora l'arbitro mette praticamente quasi sul palo, 1 metro fuori dalla linea di porta, la barriera, potrebbero anche avanzare un 50 centimetri le ragazze, 2 ragazze sul palo, forse anche troppe, visto che sono il portiere a cercare di occupare lo spazio restante. Però la punizione di seconda, il tiro muore proprio sul ventre della Ginocchio, che quindi para dalla parte opposta. C'è questo intervento un po' involontario commesso con foga da parte di Michela Pifferi in aiuto subito da Michela Pifferi in aiuto difensivo, quindi vediamo, forse c'è stato anche un cartellino giallo, ma nell'angolo di visibilità purtroppo non c'è completamente totale, quindi immaginiamo battuta a cercare lungo l'avanzamento di Alunni, numero 3 appena entrata, ancora alza il pallone Pifferi di testa, ci mette la testa, poi ancora brava a chiudere Ghirardini, Camilla, che nell'azione precedente ha commesso questa ingenuità, non esiste il retropassaggio, insomma il portiere non può toccare se gli viene. Attenzione intanto questo tiro che
per poco procura guai alla Lombardia. Break di piccola difficoltà da parte della squadra veneta, ora che ripiega con la Lombardia che prova a usare qualcosa di più, prova ad andare avanti con Lanfranconi, ma poi riparte il Veneto, ed è ancora una volta questa Michela Pifferi, oltre che autrice del gol, anche molto utile in fase di interdizione, in fase di ripiegamento. Anche adesso vedete, da manforte alla compagna, e poi c'è questo fallo classico di gioco tra due giocatrici dalla stazza importante, quali Paoletto e Lanfrancone. È stato il fallo commesso dalla giocatrice in maglia Amaranto, batte la punizione. È rientrata nel frattempo la ragazza con numero 7 Sofia Giardina, che si era infortunata, prova a vincere un duello non riuscendoci Alunni, che però riesce comunque a guadagnare il fallo laterale per la propria formazione. 10-14, quindi siamo ormai manca veramente poco. Ancora l'Alunni cerca di coordinarsi, poi Michela Pifferi, Peperino, un bel Peperino sempre in movimento, molto utile alla squadra. Ora però gli viene sottratto il pallone e il precipitoso suggerimento in avanti della ritrovata Sofia Giardina con il numero 7, che è riuscito un po' claudicante, si perde sul fondo. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti perché il cronometro ci dice che ne mancano 9:50, quando prova con la Suola a portarsi avanti il pallone, a trovare la coordinazione, poi preferisce appoggiare indietro per non correre rischi ulteriori. Palleggio, brava la Comma, finisce poi per perdere il pallone. Attenzione Michela Pifferi, ed è proprio la stessa Alessia Catania che aveva perso il pallone sulla tre quarti campo a recuperare proprio su questa scatenata Michela Pifferi. Qui al tiro c'è la deviazione del portiere, si dispera, poi cambio di fronte, tiene duro Piccirillo, poi lascia l'incombenza alla battuta Catania, poi prova Boschetto, allarga ancora per Giulia Romito, che però nel tentativo di servire la Catania manda il pallone. Ci riprova la Lombardia, triangolo che non si chiude, Boschetto che mantiene il pallone ma non troppo lontano. Attenzione, ancora pericolosa l'Alunni col numero 3, gli viene messo in teglia scivolata la palla in angolo, o fallo laterale, forse fallo laterale alto. Vediamo, anche qui c'è un cartellone pubblicitario che ci ostruisce in buona parte la visibilità. Ancora con Falonieri a cercare largo, prova, riesce, attenzione, riparte il Veneto, poi si ferma, poi riparte ancora dal fondo, ma sul primo palo è attenta Ginocchio, mette, anzi adesso è tiro, c'è una deviazione, ma Bendotti, scusate, si salva ancora. Due interventi significativi da parte del portiere lombardo in maglia gialla. Pallone all'indietro per il calcio d'angolo, altissima la conclusione, colpita male da Camilla Gherardini, nulla di fatto. 8:28, ancora Lombardia in avanti, manda temporaneamente in fallo laterale Catania la palla oltre la linea di demarcazione del campo. Gherardini, attenzione, vince comunque un rimpallo, se ne va pericolosamente. Poi c'è ancora il ritorno di Michela Pifferi, che poi cerca
un dribbling personale, lo perde, attenzione, palla in avanti, c'è il tiro rimbattuto proprio dalla compagna, ancora Catania. Le ragazze stanno esprimendo tutto il meglio di loro stesso, ma comincia anche ad affiorare una certa stanchezza sul campo di gioco. Sempre 1-1 il risultato, lascia sfilare la palla Romito, ma poi non riesce a raggiungerla. Fa buona guardia con Fallonieri che lascia sfilare il pallone oltre la linea del fallo laterale. Pallone agguagliato da Ghirardini, attenzione, Ghirardini si coordina, la sua conclusione fermata dalla traversa, ancora Ghirardini che è un corpo a corpo con la capitano, poi il pallone è oltre la linea laterale con il Veneto vicina al 2-1 con la conclusione da un paio di metri fuori dall'area da parte di Ghirardini che ha colpito in pieno la traversa centralmente a Bendotti battuta, a portiere battuta. Prova ancora Michela Pifferi a cercare una sponda, si chiudono in due sull'avversaria. Alunni riceve un colpo involontario, una gomitata involontaria dalla stessa Alunni, una giocatrice del Veneto che rimane a terra. Azzardiamo un Ghirardini dalla corporatura, mi sembra di aver indovinato. Altro cambio, viene fatta rifiatare Michela Pifferi, autrice del gol del vantaggio. Anche Alunni scende per lasciare il posto a Bertolini col numero 4. Attaccata Bertolini, non riesce a scrollarsi di dosso l'avversaria, riesce ad andarsene anche se il rimpallo poi non la favorisce. Era Catania che si era riuscita a interporre tra una serie di passaggi della Lombardia. Prova ad addomesticare ancora Catania, ma esce prepotentemente, palla al piede, ma pulito l'intervento su Lanfranconi che ha anche un fisico possente, quindi era andata via in percussione centrale, pallone contrastata dalla formazione veneta. 6 minuti e 32, stiamo lentamente, i due lampi a ridosso del quinto minuto, del sesto minuto di gioco, a meno 15 e 30 al vantaggio della Lombardia. Bello questo pallone lasciato filtrare, prova il lungolinea ancora la Lombardia, si chiude bene il Veneto. Ancora Lanfranconi, più un passaggio telefonato che un tiro all'indirizzo del portiere. La stessa Lanfranconi ferma il passaggio di testa, poi non riesce per poco il suggerimento, intervento rude da parte della formazione veneta, poi palleggia in scioltezza Catania, avanza, palla al piede Pauletto, poi fallo laterale, l'ultima a toccare però è l'esterna destra del Veneto, quindi ancora Lombardia. Mi sembra Lombardia un pochino più propositiva in questi minuti centrali, anche se adesso sbaglia il traversone perché la Copes stava rientrando. Ancora un tentativo da parte di Catania per controllare il pallone, si riaffaccia in avanti il Veneto col tiro che però è una sorta di pallonetto, una sorta di cross calcistico che però non trova fortuna. Ripiega ora all'indietro la formazione del Veneto, ancora attenzione, palla guadagnata, se ne va sulla sinistra, poi rischia anche di finire a terra Piccirillo. Diana, bella la sua iniziativa, la ragazza slanciata,
una discreta tecnica, aveva fatto un bel diving, andare via sulla sinistra, poi ha perso un po' l'equilibrio. Ancora Piccirillo cerca di arpionare il pallone col tacco, non vi riesce. Poi il passaggio di Bendotti va direttamente in fallo laterale poco prima della metà campo. Chiede scusa Elisa Bendotti per questa rimessa un po' frettolosa, mentre stiamo avvicinandoci agli ultimi 5 minuti di gara. Attenzione, ancora neutralizzata la possibilità offensiva da parte del Veneto, e ripeto, se escludiamo i due lampi, insomma, del gol del vantaggio ad opera di Michela Piffere, poi l'immediato pareggio, proprio palla al centro e tiro con la complicità un po' del portiere della Lombardia, quindi vantaggio effimero per la formazione in maglia verde. 4:45, 4:46 al termine. Ancora Lanfranconi prova ad andare via, viene favorita da un rimpallo, altro rimpallo favorevole, poi la palla finisce nei piedi di Ghirardini, che non si lascia certo intimidire e sparacchia via in avanti, ma regalando ancora una volta il pallone all'avversario. Questa volta viene neutralizzata, disturbata dall'attaccante, mi sembra dalla Copes, vorrei sbagliarmi. Tanto ancora Lanfranconi cerca di innescare sul lato destro la Copes, ora rientra al fallo Bertolini. Pallone al centro, ancora si allunga la palla Bertolini, purtroppo sfuma. Ora cerca di mantenerla sul terreno di gioco di testa, ma non ci riesce. Una onnipresente Catania o Catania, non abbiamo avuto informazioni su dove cada l'accento, mentre il lancio della Lombardia finisce ancora in fallo laterale. Time out chiesto forse dalla formazione lombarda, quando sul cronometro siamo fermi a 4 minuti 01 secondo al termine dell'incontro. 1-1 il risultato, grosso modo perfetta la parità, senza meriti particolari da una parte e dall'altra, due squadre grosso modo che si equivalgono, anche se prima non ho finito forse una considerazione che mi veniva fatta da un collega nella prima partita di esordio proprio del Veneto, che ha incontrato non poche difficoltà contro la Liguria, riuscendola a superare solamente nella seconda parte del secondo tempo. Mi diceva questo collega che la formazione del Veneto non è molto rinnovata rispetto alla squadra che vinse, si aggiudicò il titolo femminile nel torneo delle regioni 2024. Io non posso esserne certo, ma comunque questo collega telecronista mi diceva appunto che l'anno scorso gli sembrava che la formazione in maglia amaranta fosse di un peso specifico maggiore. Comunque è un'ottima formazione, ha vinto 2 partite su 2, quindi ancora palleggia molto bene in maniera anche raffinata, guadagnando comunque un fallo laterale. Piccirillo in avanti, è rientrata nel frattempo anche Masiero. Attenzione, proprio la palla in avanti, viene calciata da Ghirardini in sovrapposizione come si usa fare. Il fallo laterale era stato propiziato dal Pandolfo, che è rientrata, è proprio la Pandolfo che viene trattenuta vistosamente dalla numero 8 Lanfranconi, che viene ammonita. Se non è stata ammonita altra giocatrice forse un paio di minuti fa sotto la balaustra alla sinistra della nostra postazione, perlomeno al momento è la prima giocatrice che finisce nel libro dei cattivi dei direttori di gara. Pronta la battuta numero 10, va al tiro,
cerca la deviazione sotto misura, ma il tiro diretto di Masiero non è efficace. Prova ancora la Lombardia ad appoggiarsi sulla destra, poi ancora cercata ma in una zona prescidieuta dal buona questa giocata, poi perde il tempo, riparte Lanfranconi dalla parte opposta, contratta dalla capitana, ma riesce comunque a far arrivare il pallone. Attenzione, numero 7, tiro smorzato da Ghirardini, pallone tra le braccia di Ginocchio che lancia. Ora sono in 2 giocatrici della Lombardia, attenzione, la capitana in avanti, attenzione la palla ed è il gol. Bello il servizio filtrante da parte dal capitano, e il numero 6 mette in rete anticipando il portiere. Secondo gol quindi per la Lombardia ad opera di Elisabetta Copes quando mancano 2 minuti e 53 secondi. Spezzato all'improvviso la situazione di parità, già Veneto che ricorre al portiere volante, ma è stato delizioso il suggerimento della capitana Laura Confalonieri, che ha servito in profondità un pallone sul proprio lato, quindi ha trovato spazio per battere a rete anticipando l'uscita, la prova di uscita da parte. Intanto era rimasta a terra Gherardini, colpita probabilmente involontariamente al volto, naturalmente molti contatti. Ora dovremo assistere a 2 minuti finali veramente infuocati, difatti spreca la Lanfranconi questa rimessa, questa battuta, regalando la palla al Veneto. Veneto che ora, attenzione, a porta è vuota, va al tiro, c'è un cartellino rosso per Boschetto, rea ad aver colpito la palla con il braccio un po' protreso, quindi espulsione per Boschetto a 2 minuti e 28. E mentre c'è ora il time out, naturalmente ora inferiorità numerica come si era verificato stamattina, e Veneto costretto a giocare in 4 uomini, 4 giocatori, per questa espulsione da ultimo difensore da parte di Asia Boschetto, rea ad aver colpito col braccio fuori dalla figura del corpo il pallone. Quindi ora vedremo come la formazione lombarda saprà sfruttare questo calcio di punizione. 2-1 il risultato in favore delle lombarde, un gol per Michela Pifferi subito al quale ha risposto Anna Pandolfo, la capitana. Poi a meno 2,50, quindi 30, grosso modo 30 secondi fa più o meno, il gol del vantaggio ad opera di Elisabetta Copes, servita meravigliosamente, dico meravigliosamente, da parte dalla capitana con numero 5 Laura Confalonieri, che gli ha passato questo pallone veramente delizioso e sul proprio piede ha girato a rete Elisabetta Copes senza esitazione, bruciando anche fra l'altro un'eventuale intenzione di uscita o di si difendono a 3 su questo calcio di punizione che Laura Confalonieri sembra predisposta a calciare direttamente in rete. Poi invece c'è il passaggio, ancora Michela, ora palleggia naturalmente facendo trascorrere il tempo, ancora passaggio tra Giardina e Confalonieri, serie di passaggi, provano le giocatrici della Veneto a avanzare, ma naturalmente, ripeto, c'è superiorità numerica per la Lombardia. Siamo entrati nel frattempo negli ultimi 2 minuti di gioco, ancora Confalonieri,
Giardina, Michela Pifferi, Giardina, preferiscono non Lanfranconi, preferiscono non intervenire, ma d'altra parte il cronometro impietosamente, attenzione adesso 2 contro 1, Lanfranconi per la capitana che evita un primo avversario, poi riparte anche se un po' strattonata con le poche energie rimaste residue. Veneto allo stremo delle forze, naturalmente ora Lombardia che anche se in superiorità numerica non sembra forzare la giocata. 1 minuto e 14, veramente vicina ad un soffio, è bastato un lampo della capitana lombarda Laura Confalonieri a trovare questa giocata. Ancora Giardina che prova l'1 contro 1 contro Piccirilla, che è costretta a fermarla irregolarmente. Sarà calcio di punizione per la Lombardia quando stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco, palla alla Lombardia, quindi poche, veramente poche, e le residue speranze della squadra in Amaranto di poter impattare il risultato. Pronta alla battuta Confalonieri che ancora preferisce il palleggio sicuro con Michela in orizzontale. Naturalmente sono ancora in inferiorità numerica e su una delle giocatrici e fino a che decidono di attaccare, ma mancano 49 secondi. Ora vedremo se in questi 49 secondi, seppur in inferiorità numerica, il Veneto potrà fare qualcosa. Purtroppo sbaglia addirittura il fallo laterale Piccirillo, quindi palla ancora alla Lombardia. È passato solo un secondo perché appunto il fallo laterale battuto da Piccirillo si è poi spento in fallo laterale. Ancora Michela Pifferi torna sui suoi passi, palleggia con la Lanfranconi che non è più uscita, ha dato un peso importante. Ora la capitana potrebbe sfruttare la superiorità numerica cercando Giardina, ma preferisce far trascorrere il tempo. Pifferi, Michela, attenzione ancora la Lanfranconi che ci mette una pezza, poi il pallone lungo, attenzione Gherardini ha un controllo difettoso, poi il tiro da parte di Piccirillo, poi la stessa Piccirillo chiude le velleità di Lanfranconi di involarsi in fascia sinistra, ma siamo veramente alla fine. 8 secondi, lancia lungo linea il pallone la Confalonieri, 7 secondi al termine. Ora si gioca proprio l'ultima carta con Becchini che rientra come portiere volante. Fallo laterale a 7 secondi dalla fine. Ghirardini pronta a calciare, a spiovere, ancora Lanfranconi di testa, attenzione la possibilità per gol, ma poi fa muro Franceschini, Ghirardini, ma non conta nulla. La Lombardia si aggiudica questo quarto di finale. Stremate le ragazze del Veneto che lasciano questo torneo delle regioni a testa altissima, perché comunque l'incontro è stato fondamentalmente paritario. Aveva avuto il merito il Veneto di trovare il pareggio immediatamente dopo il primo gol della Lombardia a meno 15, quindi ancora praticamente con quasi tutto il secondo tempo da giocare. Quello sembrava un importante recupero e la partita effettivamente è stata ferma sul risultato di 1-1 fino a 2 minuti e 50 dal termine, quando una bella giocata inventata dalla capitano della Lombardia Laura Confalonieri ha imbeccato in profondità Elisabetta Coppes, che sul suo piede preferito, il destro, ha infilato in anticipo il portiere Nicole Ginocchio. Quindi inizia tra gli applausi del pubblico intervenuto. La Veneto abbandona il torneo delle regioni, ma ripeto, con 2 vittorie e una sconfitta
di stretta misura. Va avanti la Lombardia, che ha naturalmente anche mostrato qualche individualità con alcune ragazze veramente molto fresche, molto sguscianti, ben capitanate da Laura Confalonieri, quindi match che va alla Lombardia che ritroveremo quindi domani nelle semifinali. Per il momento mi sembra sia tutto qui dallo palazzetto di Bellaria Igea Marina. Ci sentiamo, per chi vorrà continuare a seguirci, alle 17:30 ci sarà, come dicevo prima, un succulento Umbria-Lombardia maschile under 19. Ringrazio ancora il cameraman Massimiliano Pontellini, e in cabina di regia invece abbiamo Vittorio Cicchetti. E proprio in chiusura voglio ricordare ancora l'appuntamento di questa sera ore 20 per TDR Show, con tutti gli aggiornamenti delle quarti di finale che si sono giocati, che si stanno giocando oggi, naturalmente altri quarti di finale del torneo femminile in contemporanea su altri 3 palazzetti. E per chi, dicevo, vorrà continuare a seguirci, un break di un'oretta circa, perché alle 17:30 saremo di nuovo in diretta appunto per raccontarvi Umbria Lombardia maschile under 19. Per il momento è tutto. Daniele Magnani restituisce la linea.